Nella Sala Bianca del municipio di Gorizia è stata presentata la 7ª edizione di Estoria, il festival culturale che si terrà a Gorizia dal 20 al 22 maggio e che avrà come filo conduttore le guerre. Estoria si presenta ancora una volta come un contenitore in grado di portare in regione ospiti di livello assoluto e che mettono in risalto il capoluogo isontino come piccola capitale della cultura. Anche quest'anno gli ospiti prestigiosi animeranno la tendopoli dei giardini pubblici di Corso Verdi e sicuramente la conclusione, che vedrà la partecipazione del premio Nobel Dario Fo, sarà uno dei punti di maggiore interesse della 3 giorni goriziana. Storia numero 7, guerre, un argomento, qualcuno ha detto nefasto, ma comunque fa parte dell'umanità e della cultura. Ossola. Diciamo che ci sembrava ormai un tema ineludibile dopo la serie di grandi festival dedicati a snodi storiografici eterni, quali quelli delle rivoluzioni, degli imperi, degli eroi, delle patrie. Ecco, era il momento di parlare anche di guerra. Lo facciamo nell'anno del 150esimo dell'Unità d'Italia, che è stato però raggiunto anche con l'uso della forza, e quindi il tema ci è sembrato quanto mai calzante. La riflessione sulla pace non mancherà ed ecco allora una serie di momenti, di appuntamenti di assoluta rilevanza anche in questo senso, quali ad esempio quello con il colloquio con Vladimir Ilyich Tolstoi, il pronipote dell'autore di Guerra e Pace, e l'intervista sulla pace con Dario Fo, Chiara Frugoni e Massimo Cirri, che chiuderà il festival stesso, dandone anche un po' il tono e imprimendogli un segnale di qualità e di apertura. Non solo specialisti, che pure ci saranno, specialisti a livello internazionale, coloro i quali stanno in questo momento riscrivendo la storiografia militare nel mondo, appunto, ma anche personaggi del mondo dell'economia, della psicologia, della biologia, che danno un tono, ripeto, di grande prestigio alla manifestazione. Per quel che riguarda logisticamente, è al solito posto, con una tenda in più e con una mostra fotografica che riguarda in particolar modo i nostri vicini di casa. Una tenda in più in virtù del programma quanto mai ricco. Purtroppo o per fortuna, insomma, non c'era più modo di ospitare solamente in 2 tende i relatori, ce ne sarà una terza. Le mostre anche in grande crescita, perché per la prima volta ne avremo 5 in contemporanea in città, e saranno mostre di carattere ampio, come quella delle icone, a sancire l'importanza della riflessione dei rapporti tra Italia e Russia dal punto di vista culturale quest'anno, ma anche la mostra sulle fotografie relative allo scoppio della guerra in Slovenia nel 91, una mostra che ha per protagonisti Giovanni Montenero, Massimo Cettin, Dragomir Kristiancic e Nelo Visintin, testimoni allora di questi eventi tragici.